Allora, io sono stata a Obaese, sono nata qui e ci sono stata finalmente 10 anni. Beh, quando ero in scuola, sopra me, sopra Iesi. E l'inverno ci portavamo un pezzo di Finlandia, Perù, perché là a scuola, mi ricordo, c'erano tutte dei piccoli più grandi, c'era il certificato. Dopo sono andata a collegio, in corte, e poi 18 anni me ne sono andata. E poi mi sono maritata a Gulandia, e sono stata a Gulandia, da Marendà. Voilà. Sono state le più belle annate, sono state in corsa che sicuramente. Ma dopo non ci sono più state, allora un bene che l'estate. E la trovo cambiata d'anno in anno. È differente l'estate. Non si risente mica la nostra anima corsa. Poco, troppo. Ma la vita non è mica appena la stessa. A gente erano più uno con l'altro, si aiutavano. Non era mica più bella, era più povera, ma la mentalità non era mica la stessa. Ora si vive troppo come in ogni luogo. E ciò che risento. La gente trova che i giovani vivono come in Marsiglia o in Parigi. Hanno le stesse preoccupazioni. Ma voglio essere ottimista. Spero che i più giovani possano stare in questa isola, perché mi pare difficile con tutto. Che li possano stare in questa isola, che li organizzano non è troppo, perché ce la conosce queste cose, ma che, se li devono stare in questa isola, che abbiano una vita sana, che non si lasciano mica troppo influenzare da tutti questi frestieri che prendono l'estate. Voilà.